Andiamo avanti con la realizzazione del resort. Il sindaco di Siculiana Leonardo Lauricella rassicura tutti e garantisce che la grande struttura, al centro di mille polemiche e di recente anche di un'inchiesta della magistratura, si farà. A seguito di alcune osservazioni formulate da parte di alcune associazioni ambientaliste, prosegue Lauricella, risultate poi infondate ed ininfluenti sotto il profilo della legittimità urbanistico-amministrativa, spiega, la vicenda della costruzione del resort è stato oggetto di dibattiti all'assessorato regionale territorio e ambiente, dove lo stesso sindaco ed il dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Siculiana hanno illustrato e chiarito l'iter procedurale. Lauricella aggiunge: la realizzazione della struttura turistica in questione potrà concretamente migliorare le condizioni economiche e sociali del nostro territorio, sia in termini occupazionali, sia in termini di valorizzazione dei prodotti agroalimentari e artigianali del nostro territorio. Il sindaco infine definisce ridicole alcune strumentalizzazioni e annuncia l'intenzione di promuovere le opportune iniziative volte alla sottoscrizione di protocolli di legalità che vedano coinvolti Prefettura di Agrigento, Comune di Siculiana, Forze dell'Ordine, le associazioni e la ditta che dovrà realizzare la struttura turistico-ricettiva a tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti, nella convinzione che un'opportuna attività di prevenzione e di monitoraggio sia determinante per il buon esito dell'iniziativa.